L'ordine è arrivato dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, sequestrata una parte dell'area all'interno del cantiere per la realizzazione del rigassificatore nell'ex zona Asia a Porto Empedocle. A firmare lo stop ai lavori dell'impianto avviati da qualche mese sono stati i PM Rita Fulantelli, Emanuele Ravaglioli e Geri Ferrara. Ad eseguire il provvedimento sono stati gli agenti della mobile di Agrigento. Contestualmente sono state notificate informazioni di garanzia nei confronti di due funzionari della Nuova Energia SRL, la società del gruppo Enel che ha realizzato il progetto e che ha in cura i lavori. I due sono sottoposti ad indagine per il reato di frode pubblica nella fornitura di materiali, con l'aggravante di avere favorito la mafia. In pratica il capocantiere di un'impresa a cui sono state affidate alcune opere in subappalto sarebbe un esponente della famiglia mafiosa di Porto Empedocle. La zona interessata al sequestro è quella dove attualmente è conferito e stoccato il materiale pietroso, il cui utilizzo è previsto sia per il compattamento del suolo, sia per la realizzazione della scogliera posta a protezione del terminale di rigassificazione. Nel corso dell'ispezione al cantiere, concluso come detto con il sequestro, gli agenti della mobile hanno acquisito documentazione cartacea relativa alla fornitura del materiale pietroso ed anche al sequestro di vari campioni di roccia. Saranno effettuate mirate analisi da parte del consulente tecnico nominato dalla stessa DDA di Palermo. Sono in corso altre indagini per accertare eventuali ulteriori attività illecite nella costruzione dell'impianto, il cui costo si aggira intorno ai 650 milioni di euro. Dunque, dopo le polemiche e gli scontri sul rigassificatore, a Porto Empedocle è la magistratura a fermare, sia pure in parte, il cantiere per la realizzazione dell'impianto. Sono diverse le reazioni al provvedimento della DDA di Palermo con il quale è stato sequestrato il cantiere del rigassificatore e indagati due dirigenti di Nuove Energie. Proprio Nuove Energie del gruppo Enel sottolinea di essere completamente estranea alla vicenda e si dice parte lesa. Nuove Energie inoltre offre la propria piena collaborazione alla magistratura e ricorda di avere siglato volontariamente con la prefettura di Agrigento un protocollo sulla legalità e la trasparenza proprio per le gare d'appalto. Nuove Energie si riserva di tutelarsi nelle sedi opportune. E pieno sostegno e appoggio ai magistrati della DDA arriva dal sindaco di Porto Empedocle Lillo Filetto, deputato regionale UDC, per il quale l'iniziativa della magistratura antimafia dimostra l'efficacia dell'attività di contrasto alle infiltrazioni mafiose e l'elevatissimo grado di attenzione riservato a questo imponente investimento produttivo. Un segnale netto a mafiosi e intrallazzatori, conclude Filetto. E tra le reazioni anche quella della CGIL con il segretario provinciale Massimo Raso e quello di categoria Franco Gaggemi, i quali auspicano indagini celeri per arrivare in tempi brevi a sbloccare il cantiere. La CGIL, sottolineano, ha sempre posto tre temi: la sicurezza dell'impianto e la tutela dell'ambiente, lo sviluppo del lavoro e la necessità che si realizzasse un'assoluta impermeabilità ai poteri criminali. E si dice stupito del provvedimento in quanto proseguono per evitare infiltrazioni mafiose nella costruzione dell'opera. Nuove Energie aveva garantito a CGIL e Cisle Will di avere un collaudato protocollo di legalità che la rendeva impermeabile a tali infiltrazioni. Evidentemente, concludono i due, è stato trovato un sistema per aggirare tale sistema. Per Legambiente il sequestro del cantiere del rigassificatore, sottolinea Mimmo Fontana, aumenta le nostre preoccupazioni per un impianto che riteniamo sbagliato, contro il quale ci siamo opposti in ogni modo. Il sospetto che anche in questa grande opera si possano inserire gli interessi della criminalità organizzata, prosegue, non ci sorprende. Ci auguriamo, conclude Fontana, che il provvedimento della DDA, assieme alle mutate condizioni del mercato mondiale del gas, che rende oggi meno conveniente la realizzazione di questo ed altri rigassificatori in Italia, comporti la possibilità di tornare a riflettere sulla opportunità di realizzare l'opera.